Qui Pierluigi Pardo pronto a commentare per voi questo match insieme a Stefano Nava. Ecco la formazione della squadra di casa. L'allenatore ha scelto di mandare in campo una formazione piuttosto equilibrata, classico 4-4-2. Ecco la formazione della squadra ospite. Hanno scelto il 4-4-2 con il rombo a centrocampo, con un centrocampista schierato dietro le due punte e una... È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Si libera dell'avversario. Biraghi, il portiere, dice di no. Maxi Lopez, e c'è il gol, palla in rete. Gol certamente, ma ci sono anche le responsabilità della difesa. Nel posto giusto, al momento giusto. Il portiere era stato bravo a salvare il primo tiro, ma l'attaccante si è avventato per primo sulla ribattuta e non gli ha lasciato scampo. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Prova in porta, centra in pieno il difensore. Parte il traversone, palla in gioco. Cross. Prova il cross. Maxi Lopez, grande intervento del portiere. Palla che finisce in corner. Attenzione al tiro, si immola il difensore. Crossa. La spazza via. C'è Quagliarella, ottimo l'intervento del portiere. Biraghi. Arriva l'intervento dell'intervento. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Biraghi. Maxi Lopez ci ha riprovato ma senza successo. Sì, però Pier, sempre pericoloso. Paolo Cannavaro e salva sulla linea e c'è l'autogol. Subito l'autogol, non lasciarsi condizionare psicologicamente. Un gravissimo errore per Luigi, una sensazione terribile. Sodigna, palla in out, sarà corner. Prova ad andare, è un gol importante, adesso hanno da gestire la situazione. C'è dunque il gol del capitano. Più che meritato Pierluigi. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Quagliarella e il pallone entra ed è gol. Decisione assoluta. Con la palla può fare davvero tutto quello che vuole. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Cerca la porta, pallone che vola sulla traversa, forse anche fuori dallo stadio, al terzo anello. Triplice fischio, così può bastare, dice l'arbitro.
Oggi hanno dato una dimostrazione clamorosa del loro impressionante potenziale offensivo. Nulla da fare contro una squadra così, Pierluigi.